rieccoci insieme. Allora, quest'oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi collegato Emilio Viafora, segretario del SUNIA del Veneto. Ben arrivato, segretario. E parliamo, SUNIA sindacato, quindi degli inquilini sostanzialmente, per semplificare al massimo. Quindi parleremo non solo delle problematiche delle persone anziane, dei pensionati che possono avere eventualmente per sfratti, per varie situazioni dovute magari per morosità causate dalla mancanza di denaro per poter pagare il canone locativo, ma in generale di famiglie, di giovani, insomma è un disagio abitativo diffuso, trasversale, che si verifica in tante realtà, in tanti comuni del nostro paese e anche nella regione del Veneto. Segretario, qual è un po', intanto due parole, il SUNIA che cosa fa? Il SUNIA assiste tutti quanti gli inquilini, sia utenti dell'edilizia residenziale pubblica, sia quelli in affitto e piccoli proprietari utenti. Dunque ha una funzione di intermediazione, diciamo, per quanto riguarda le politiche abitative. Nella regione del Veneto qual è la situazione anche in un contesto rispetto al resto del paese? Meglio o peggio per quel che riguarda la situazione degli sfratti, delle locazioni? Ma segue un po' l'andamento del paese, con un aggravante che in Veneto abbiamo 417.000 alloggi completamente sfitti che non stanno nel mercato immobiliare e che rendono difficile la ricerca di un'abitazione decente. Questo riguarda soprattutto le città ad alta intensità abitativa, le città d'arte, le città universitarie, ma riguarda complessivamente tutta quanta la regione. Dunque c'è una particolarità determinata dal fatto che ci sono tante abitazioni, c'è tanta domanda ma c'è scarsa offerta. Questo produce un disagio formidabile, soprattutto per le persone che hanno meno disponibilità economiche e comunque un dato generale che riguarda appunto le persone con meno reddito e soprattutto gli studenti fuori sede. 417.000 alloggi sfitti che per anno peraltro costano perché su un alloggio sfitto bisogna pagare comunque l'IMU, bisogna pagare delle tasse eccetera, hanno quindi invece che essere in resa sono in perdita, però i proprietari hanno fatto una scelta ben precisa e sempre più progressiva rispetto al passato, non si dà in locazione. Voi avete cercato di interagire con le associazioni dei proprietari, con dei proprietari di immobili per capire le ragioni di questa scelta? Ma ce ne sono diverse. La prima e più importante è quella che non c'è una regolamentazione precisa per quanto riguarda i fitti brevi e per quanto riguarda, diciamo, i bed breakfast, per cui moltissime persone ricorrono al fitto breve, al bed breakfast perché è più conveniente e anche perché c'è più elusione di tipo fiscale. Questo è il primo dato. Il secondo dato è che moltissime persone non si fidano dal punto di vista, diciamo, della certezza dei pagamenti del fitto, soprattutto per le persone, ahimè, che straniere. E da questo punto di vista si può fare molto, quello che stiamo cercando di fare, sia nel confronto che come SUNIA, ma anche in concerto con la CGIL e con lo stesso SPI, stiamo facendo verso l'Associazione Nazionale dei Comuni, perché si costituisca un fondo di garanzia che dia sicurezza ai proprietari che in mancanza o in caso di difficoltà ci possa essere anche un soggetto pubblico che fa da garante. Però c'è il problema poi comunque del riavere libero l'immobile in buone condizioni, c'è il mantenimento stesso dell'immobile, a volte molti proprietari hanno lamentato di averlo trovato in condizioni pessime, di grande degrado e tante volte se ci sono bambini non si può eseguire lo sfratto, quindi ci sono complicazioni. Ma no, perché intanto sono stati sbloccati gli sfratti e anzi siamo in una situazione di vera e propria emergenza, perché sono moltissime le persone che vengono sfrattate. Oggi mediamente calcoliamo che ci sono 2.000 sfratti in essere in Veneto e con un grande dispendio di energia, soprattutto per quanto riguarda noi che dobbiamo assistere queste persone, senza che queste persone poi possano transitare da qualsiasi altra parte.
Dunque noi rischiamo di trovarci con persone che vengono sfrattate e che sono costrette a vivere in una condizione di grandissima difficoltà. Molti finiscono in auto, famiglie che vengono smembrate, per cui magari la madre insieme al bambino va in un centro più o meno d'accoglienza, il genitore, dunque una serie di problematiche. Questo aumenta la dispersione didattica, fa in modo che famiglie sempre più in condizioni di difficoltà si trovino in una condizione di marginalità assoluta. Per quanto riguarda poi la tenuta dell'immobile, è una delle questioni che stiamo affrontando con gli stessi comuni. Un fondo di garanzia dovrebbe servire anche a questo. In caso di difficoltà tra i due soggetti, può essere il comune che intanto interviene e poi recupera sul cittadino che si rende inadempiente. Ma questi sono casi isolati, la maggior parte è determinata dal fatto che la difficoltà abitativa è determinata da questa scarsa volontà di mettere sul mercato immobili a prezzi accessibili, perché invece se si va sulle fasce molto alte i fitti si trovano. Peccato che un ragazzo che studia fuori sede non può spendere 800, 700, 500 euro per un posto letto, così come una famiglia non può vedere quasi assorbito il 50% del proprio salario dal fitto. A questo ha contribuito in maniera disastrosa la finanziaria varata dal governo Meloni, che ha determinato la chiusura e la cancellazione del sostegno ai fitti, che prima era assicurato, e per la morosità incolpevole, cioè quella morosità determinata dal fatto che qualcuno ha perso il lavoro, non è più nelle condizioni di di poter pagare. Questo riguarda sia il mercato privato che anche l'edilizia residenziale pubblica, e sono persone che vanno aiutate, non vanno messe per strada, insomma. Assolutamente. Non è anche una questione di tassazione sugli immobili troppo alta, perché alla fine il proprietario, se non rientra almeno di un minimo di guadagno, se va in perdita non ha nessuna convenienza a vedere il proprio immobile usato, logorato, se sono soltanto in perdita, no? Cioè, quindi anche lavorare su questo aspetto della tassazione. Ma guardi che questa cosa c'è già, perché noi quando i proprietari accettano i fitti concordati, che sono quelli che insieme alle autorità comunali o provinciali si definiscono nelle singole realtà, lì la tassazione è una tassazione al 10%, dunque assolutamente è favorevole dal punto di vista, diciamo, della messa a disposizione dell'immobile. Il punto è: uno non può immaginare di poter vivere, diciamo, di fitto. Ecco, questo è il punto. Altrimenti avviene, come spesso accade, e questo è uno degli elementi a volte di degrado dell'immobile, che pur di avere un'entrata molto alta si fitta a 2 o 3 famiglie, magari soprattutto straniere, persone che si mettono insieme e che insieme poi pagano l'immobile. Questo determina naturalmente una scarsa attenzione alla tenuta dell'immobile medesimo. Dunque è un calcolo che è sbagliato. Dicevo prima che una diversa regolazione per quanto riguarda soprattutto il mercato immobiliare determinerebbe, e soprattutto i fitti brevi, determinerebbe la messa a disposizione a prezzi accessibili di abitazioni. Poi c'è la grande questione che riguarda l'edilizia residenziale pubblica. Che cosa c'è? Esatto, qual è la questione dell'edilizia residenziale pubblica? Come viene utilizzata? Che cosa riscontrate voi come problematica? Intanto c'è stata una forte dismissione negli anni passati del patrimonio pubblico. Questo ha reso naturalmente molto limitato il numero delle case disponibili. In più a questo si accompagna una scarsa manutenzione e c'è stato un aumento anche dei fitti a canone e dei canoni delle case diciamo popolari. Ciò ha determinato a volte una morosità, soprattutto per quanto riguarda le persone anziane, le persone sole, che non solo non hanno servizi adeguati, ma sono costretti, diciamo, con pensioni che non sono un granché, perché se no non accederebbero all'edilizia residenziale pubblica, e soprattutto le spese condominiali, essendo i servizi in comune, li mette in difficoltà.
Ecco perché abbiamo chiesto sia all'ANCI, con il quale abbiamo aperto una discussione, ma anche alla Regione, di rivedere dentro il piano strategico regionale, di rivedere il piano strategico sulle abitazioni, in maniera tale da andare a nuovi, diciamo, piani urbani, cittadini e comunali che diano risposta al bisogno di lavoro, di abitazione, non solo di persone anziane, ma come dicevo, di giovani studenti e soprattutto di lavoratori poveri, perché noi non dobbiamo dimenticare che non possiamo avere i prezzi che galoppano anche a causa dell'inflazione, salari bloccati, lavoro precario, perché questo rende la vita delle persone difficile. Così si spiega anche perché molti giovani non escono dalla propria abitazione e perché molte famiglie si trovano in difficoltà, per esempio, ad avere un figlio. Si parla tanto di politica della famiglia, ma la prima politica della famiglia è la politica del lavoro e la politica per un'abitazione. Ecco, ma l'edilizia residenziale pubblica non dovrebbe essere calmierata e attrattiva per queste fasce più fragili, più deboli, quindi i comuni non dovrebbero intervenire in qualche modo agevolando, supportando con alloggi, canoni non irrisori naturalmente, equi? Ma intanto le aziende, le ATER, che sono le aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica, le ATERP, sono aziende e se non interviene un disegno della regione che finanzi queste aziende, loro pensano di poter vivere, di fare la manutenzione, eccetera, facendo conto sul fitto, considerando il fatto che l'accesso all'edilizia residenziale pubblica è per fasce di reddito molto basso e naturalmente non lo puoi fare alzando continuamente il fitto per quelle persone, perché non sarebbero in grado di pagarle, altrimenti non accederebbero, diciamo, a quel mercato. Per quanto riguarda invece i comuni, adesso si troveranno in una difficoltà gravissima, perché i comuni erano quelli destinatari, diciamo, delle politiche governative che davano sostegno ai fitti e sostegno per la morosità europea. Se, come è avvenuto, questa misura è stata cancellata, se non viene riproposta, noi ci troveremo con le persone che giustamente si recheranno ai comuni per trovare una soluzione. Con quale disagio e con quale ricadute sociali è facile immaginare. Certo. Le persone vanno lasciate sole, le persone in difficoltà vanno aiutate ed è necessario che ci siano politiche pubbliche adeguate. Noi abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere che la regione, che non ha voluto mettere un'addizionale IRPEF in maniera tale da rifinanziare da una parte la sanità e dall'altra la crescita delle abitazioni pubbliche, né ci mette risorse e dal proprio bilancio determina una condizione di grave difficoltà sociale. Consideriamo che l'Italia è il paese in Europa, nell'Europa più avanzata. Il patrimonio pubblico regionale, l'edilizia residenziale, copre il 3% del fabbisogno delle persone. In Francia è il 40%, in Germania è il 37%. Questo dice la dimensione di quanto abbiamo negli anni non operato perché ci fosse una crescita dell'edilizia residenziale pubblica, che è necessaria se si vuole corrispondere ai bisogni di nuova cittadinanza che si sono espressi nel paese. Dall'altra, noi siamo un paese che chiede immigrati, ma poi bisogna mettere queste persone nella condizione di poter abitare in locali civili. Immigrazione che non è soltanto straniera, è anche interna all'Italia. Pensiamo a quanti docenti, a quante persone vengono a lavorare nella pubblica amministrazione del Veneto da regioni come la mia, come la Calabria o da altre regioni meridionali e che sono costrette a dividere l'appartamento come se fossero dei ragazzini insieme a tanti altri perché i prezzi sul mercato non sono compatibili con il loro reddito. Ecco, ma non è un problema, bravo, lei ha detto la parola reddito, lei se ne è occupato per tantissimo tempo come segretario del sindacato. Non è tutto riconducibile proprio a un problema di reddito, di cuneo fiscale, perché lei ha citato la Germania e la Francia. Beh, in Germania e in Francia gli affitti, le locazioni sono altissimi per noi italiani, sono insostenibilmente alti, non altrettanto per un tedesco che magari può essere anche un operaio.
che lo può sostenere tranquillamente, ma un italiano, anche uno studente che va a studiare a Berlino, se non condivide con altri 5 studenti è insostenibile. In Francia lo stesso, anche belli appartamenti, eccetera, ci sono, le famiglie non acquistano casa, ma per lo più le vanno in locazione, ma gli affitti sono alti. Il problema nostro è legato a questo, a una tassazione sul lavoro, sul reddito estremamente alta, tale per cui noi guadagniamo poco, insomma, per cui tutto diventa difficile. Anche lo straniero che viene a lavorare guadagna poco. Questo è un dato di fatto, perché i costi sono effettivamente, anche per la manutenzione stessa di questi edifici, adesso magari bisognerà fare anche dei lavori energetici, eccetera. Il proprietario li deve sostenere, una volta che fa tutti questi lavori, se non rientra in qualche modo, non gli conviene neanche più tenersi l'appartamento e lo vende, e siamo punto a capo. No, ma intanto partiamo dal dato che dicevo prima. Quando tu nel mercato hai il 40% di edilizia residenziale pubblico, vuol dire che una grande parte di lavoratori più svantaggiati li copri, o di persone meno vantaggiate le copri. La questione abitativa, come giustamente sottolineava lei, è strettamente legata alle politiche salariali, alla crescita dei salari e dei redditi, che non è solo una questione fiscale, è anche una questione proprio di vera e propria crescita delle retribuzioni. Consideriamo che negli ultimi 10 anni il potere di acquisto delle persone che abitano in Germania è cresciuto del 29%, in Francia del 23 o 24%, in Spagna del 17%, in Italia è diminuito del 2%. Dunque noi abbiamo avuto un impoverimento delle persone che lavorano, un impoverimento delle pensioni perché non c'è stato un adeguamento, diciamo, che copre al 100%. Dunque la situazione reddituale determina questa condizione di difficoltà. A questo si aggiunge una lievitazione del costo della vita e della crescita dell'inflazione e del costo degli affitti, che rende impossibile l'accesso al mercato libero immobiliare. È una grande questione che rischia di creare un conflitto sociale come forse non si è mai conosciuto nella storia del nostro paese, e sulla quale non c'è un'attenzione adeguata del governo e dello stesso Parlamento. Oggi si rende conto che la crescita del lavoro precario, la crescita del lavoro part-time, la crescita del lavoro, come si chiama, va accompagnata da politiche più generali, che sono politiche fiscali, politiche abitative, certo, che sono politiche anche di contrasto alla precarietà. In Spagna è stata approvata una legislazione che sta producendo grandissimi risultati, che è quella che non si può andare a tempo determinato, ma le assunzioni per il 90% sono a tempo indeterminato, e questo ha aumentato la produttività del lavoro e aumenta anche la crescita di quel paese. Non si capisce perché in Italia invece c'è una rincorsa a tutti quanta la precarietà, come se fosse la panacea dei mali strutturali dell'economia nazionale. Assolutamente. Un'ultima questione, emergenza, voi avete sottolineato emergenza sfratti, perché i sfratti adesso sono appunto, come lei diceva prima, sono ripartiti e con l'intervento anche delle forze dell'ordine, interventi dell'ufficiale giudiziario, e si stanno facendo. Voi cercate di essere anche presenti, però si verificano situazioni che sono umanamente stringono il cuore. Sì, bisognerebbe avere, non dico solidarietà, ma almeno, come si chiama, un senso dell'umanità. Quando tu ti trovi di fronte a una famiglia composta da un padre, una madre o da una madre, con 2 o 3 bambini buttati per strada, è una cosa che in un paese civile non può essere accettata. E soprattutto non si può pensare, come qualcuno propone, qualche idea bizzarra che gira in Veneto, di fare una sorta di centro d'accoglienza per le persone che vengono sfrattate, come se dovessimo trattare le persone sfrattate come se fossero immigrati. Invece sono cittadini del Veneto, abitano la vita nelle nostre città, nei nostri paesi, ed è necessario che a queste persone venga garantito, perché il diritto alla proprietà è un diritto garantito costituzionalmente, ma anche il diritto all'abitazione delle persone è un diritto costituzionalmente garantito, e dunque c'è necessità di un'azione concertata dello Stato attraverso le prefetture, della regione, dei comuni, perché a queste persone si dia una risposta dignitosa, perché vedere le persone appunto che sono costrette, famiglie che sono costrette a dividersi,
persone che abitano in automobile, francamente, è una cosa che in un paese civile non si può accettare. Assolutamente. Chiedo dalla regia di mettere la slide con tutti i numeri di telefono delle sedi vostre del Sunia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. Sono tutti a disposizione, è sempre bene per chiamare, per fissare un appuntamento, per raccontare un po' la situazione che si sta vivendo. Nel Sunia ci sono persone che lavorano, che collaborano, che sono preparati anche dal punto di vista giuridico. Sì, abbiamo anche una serie di legali da mettere a disposizione delle persone, oltre ai nostri operatori. Penso che recarsi in una nostra sede sia significativo non solo in caso di sfratto, ma anche in caso, per esempio, di verifica dei dati condominiali, una verifica sui fitti, insomma. È giusto essere accompagnati perché nessuno di noi è nato imparato in tutte quante le materie e purtroppo spesso per poter esercitare i propri diritti si ha bisogno di un aiuto. Noi siamo un sindacato, così come il sindacato, come la CGIL aiuta o come lo SPI aiuta i cittadini anziani ad esercitare i propri diritti, così come la CGIL aiuta le sue categorie, aiutano i lavoratori ad esercitare i loro diritti, così noi aiutiamo gli inquilini ad esercitare anche loro i propri diritti, insomma, per evitare che ci sia troppo uno squilibrio, diciamo, tra i diritti della proprietà e i diritti degli inquilini. Certo. Cercando sempre soluzioni accettabili da tutte e due le parti. Noi non amiamo il conflitto, mettere in conflitto le persone. Cerchiamo di trovare accordi che possano consentire un transito, diciamo, regolato da una condizione di abitazione che si lascia a un'altra abitazione. Però se non sblocchiamo contemporaneamente anche le altre abitazioni, non c'è dubbio che si crea un cortocircuito che va, diciamo, in danno soltanto alle persone meno facoltose e più in difficoltà. Ultimissima cosa, poi siamo in chiusura, segretario. Cosa state in questo momento, che tipo di istanza fate agli amministratori dei comuni, all'amministrazione pubblica, in virtù di questa situazione particolare? Di avere, come si chiama, la forza di operare attraverso la legislazione, attraverso anche il fatto che appunto offrano garanzie ai proprietari perché vengano messi a disposizione gli alloggi per coloro i quali vengono sfruttati e che ci siano politiche, finalmente la questione dell'abitazione venga assunta come una delle questioni centrali della vita del paese e della vita della regione, perché non è vero, come si dice, questa è la media dei poveri, cioè l'80% degli italiani sono proprietari di casa, a prescindere dal fatto che questo non è assolutamente vero. Ma c'è un dato, è che io posso avere una casa in un posto, però il mio lavoro è da un'altra parte. Dunque non sempre c'è questo. Nella società che conoscevamo negli anni passati c'era la stanzialità, adesso c'è la mobilità delle persone e dunque è necessario assicurare una condizione in cui le persone possano accedere all'affitto e possano, come si chiama, avere una vita appunto degna di essere vissuta, perché questo ha ricadute sociali gravissime. Pensiamo ai ragazzi che devono cambiare scuola, pensiamo agli abbandoni scolastici, sono fattori strettamente collegati tra di loro, per cui il rischio è che non solo siano poveri oggi o siano in difficoltà oggi, ma che si creino, diciamo, delle esclusioni sociali che si ripercuotono anche sulle nuove generazioni. Chiaro. Segretario, la ringrazio moltissimo del tempo che ci ha dedicato, delle spiegazioni molto esaustive, grazie, le auguriamo naturalmente un buon proseguimento e voi cari telespettatori invece chiudiamo questa parentesi, avete visto gli indirizzi importantissimi di riferimento del Sunia CGIL e vi lascio la pubblicità, noi ci rivediamo dopo per le nostre interviste. Grazie ancora.